Com'è questa cosa delle campane? È una tradizione, amore. Quella quando era con i frati, che quando era brutto tempo si suonava le campane e la tempesta cessava. Rintoccano le campane della chiesetta del Carmine a Rai di San Polo di Piave. Un suono che da secoli si espande su questa piana della sinistra Piave. Terra severa con chi la lavora. Fatica che solca volti e mani, come quello di Marino Cecchetto, classe 1931, che di Palmira è sposo da sempre. Vengo tutti i giorni. È la Madonna degli agricoltori? Sì. Guarda, sì, esatto. Vengo a guardarla perché domandare la grazia che mi possa tornare a camminare. Come prima, ma non si torna più. Negli anni. Quanti anni da agricoltore qua? Beh, ho cominciato, ho finito la quinta, la quinta del 41-42. Ho fatto la quinta. E com'era fare l'agricoltore in quegli anni? Andare a parlare di i buoi, arare. È il Veneto di fede e di lavoro, di sudore e di fiori di campo sugli altari. In particolare per la Madonna del Carmelo, a cui rivolgere la preghiera di sempre contro la tempesta e la carestia. Lei si ricorda le erogazioni quando si diceva ad fulgore tempestà? Fate libera nos domine, sì, amore. E poi cosa diceva? La peste? Sì. State, sì, A peste, fame et bello, libera nos domine. domine, sì. Mi fai anche la cioccolata, il caffè, i biscotti, tutti i chirichiti. Chi veniva qua a fare la processione. Petali di rosa e incenso, litanie e alberi sacri che delimitavano i campi del lavoro e del raccolto. Pagine della nostra storia che il tempo tende a sbiadire come gli affreschi di questa piccola chiesa di campagna. Ma basta il suono di queste campane per ravvivare la memoria e soprattutto per tramandarla nelle generazioni. E vi posso garantire che in 35 anni che io sono qui la grandine praticamente non c'è mai stata, perché ogni qualvolta viene segnalato un pericolo di grandine mia nonna viene a suonare le campane e la grandine sparisce.